Dopo una domenica da Leoni arriva la prova del testa a coda, ma l'imperativo non cambia, è uno solo: vincere. Appassionati di calcio, ben ritrovati sugli schermi di Telearena Sport dal vostro Emilio Ripari per la diretta del match valido per la 26esima giornata, 11esima di ritorno del campionato di eccellenza a Girone A, match che vede il vero e proprio testa a coda del torneo quest'oggi alla Mario Sandrini di Legnago, di fronte il Legnago Salus in tenuta nera da destra a sinistra dei vostri teleschermi, contro il fanalino di coda del torneo, la Nuova Valdagno, vicentini in maglia bianco-celeste a strisce verticali con calzoncini e calzettoni celesti che attaccheranno da sinistra verso destra dei vostri teleschermi. L'arbitro del match è il signor Battocchio di Castelfranco Veneto, che dà il fischio d'inizio in questo preciso istante al match di fronte a un 200, massimo 250 unità e in una splendida giornata di primavera. Il contesa vede sulla carta nessun tipo di difficoltà per gli uomini di Maschi, perché ci sono ben 30 punti di distacco, 52 del Legnago contro i 22 del Legnago, della Nuova Valdagno, scusate, che da poche settimane ha tra l'altro cambiato l'allenatore. Non c'è più Mantovani, al suo posto Sambugaro. Velocemente le formazioni delle squadre: il Legnago Salus con lo stesso 11 di domenica scorsa, anzi di 2 domeniche fa per essere precisi, prima delle vacanze pasquali, il rotondo successo per 3-0 nel derbissimo contro il Cerea. Troviamo Ongarato tra i pali, poi Zampieri, Brighenti, Buonocunto Frigi, Lodirizzini, AK, Di Fuzio, Trinchieri, Pauletto e Gasparato. In panchina ci sono Chizzoni, Susani, Tebaldi, Carminati, Da Silva, Pasquali, Filipovic e Dragovic. Seguiamo un attimo, anzi no, riusciamo forse a dare la formazione della Nuova Valdagno prima della battuta. Menini in porta per i vicentini, quindi Gianello, Chezierski, Peruffo e Rinfieri, De Toni, Montagna, Bortolotti, Comparmò, Pobbe e Perin. Intanto parte il calcio di punizione da parte di Montagna, nessun problema per Ongarato in maglia rossa quest'oggi. A disposizione del mister vicentino Sambugaro troviamo Sandri, Carretta, Brun, Chilese, Dallariva, Cortiana e Cherubin. Pallone che rimbalza sulla bandierina, attenzione, ancora gran cross di Gasparato, la palla per Pauletto, mette giù, destro, strepitoso! Strepitoso gol di Pauletto! E non è neanche il suo piede, amici sportivi, incredibile! Una buona sicurezza non solo in fase difensiva ma anche di proposizione. Ora tenta la palla dentro, interessante, attenzione Peruffo, c'è un tocco di mano che ci sembrava, secondo il movimento evidente, c'è la segnalazione del guardalinee, calcio di rigore per il Legnago. Attentissimo anche Gianesella di Rovigo a segnalare il calcio di rigore che inizialmente Battocchio non aveva visto. Ora è tutto pronto per l'esecuzione del penalty, vediamo Trinchieri, tutti fuori dall'area di rigore, ben sistemati. Battocchio fa segno anche ad Acari star fuori, ecco Trinchieri. Il fischio di Battocchio, Trinchieri, destro, parata! C'è la parata di Menin. Alla meglio Zampieri. Buonocunto cambia il gioco per AK, sbilanciata la formazione della Nuova Valdagno, c'è spazio per AK, in mezzo Trinchieri, taglia anche Gasparato, il cross molto bello, Trinchieri! Ed eravamo stati profeti! Dopo l'errore del dischetto, altro che fine partita, bastano 4 minuti scarsi tra l'altro a Cristian Martin Trinchieri per rifarsi dell'errore del dischetto. Buonocunto può far viaggiare sulla fascia Pauletto, si rinnova il duello con Peruffo, ancora Pauletto trattenuto da Peruffo, attenzione che ha la mano al taccuino dei cartellini l'arbitro, secondo giallo per Peruffo e dovrebbe già scattare il rosso se non andiamo errati, e così infatti c'è già l'espulsione. E ora la strada che già era in discesa è in discesa ancora di più per gli uomini di Maschi. Gasparato, palla bassa, attenzione! E c'è il gol di Trinchieri. C'è il gol di Trinchieri, numero 20, e siamo già 3-0, è già grande festa al Mario Sandrini di Legnago. Capitata pochi minuti più tardi per una trattenuta abbastanza vistosa ai danni di Pauletto. Dicevamo nel primo tempo che c'era sembrata un po' fiscale la decisione di Battocchio, rimaniamo dello stesso avviso, ma tutto sommato non è uno scandalo. Attenzione ora Gasparato! Madonna, mamma mia, una cosa incredibile di Gasparato, stavamo per sobbalzare dalla seggiola, una situazione potenzialmente pericolosa. Ancora Buonocunto, entro per Pauletto in lungolinea, Pauletto ha la palla sul sinistro, disegna un ottimo cross, Gasparato al volo di destro, AK la posizione regolare, ancora AK,
smanaccia Menin, attenzione Di Fuzio, prova il destro, la palla resta lì, erroraccio, e Trinchieri non sbaglia, tripletta personale e 4-0 per il Legnago. Il numero 3 del Valdagno ora che ha sparato numero su 2 uomini, pallone per Dragovic che mette giù, difende la palla, l'appoggio fuori per Brighenti, cross molto bello per H. Ancora in difficoltà la difesa del Valdagno, Brighenti come un treno sulla sinistra, cross sul secondo palo, in 2 regalano palla a Pauletto, si coordina per il sinistro, Pauletto! E questa volta Menin non è esente da colpe, Pauletto ci ha provato, la palla le è rimbalzata davanti. Il risultato è che il Legnago è sul 5-0 del Legnago, sì, della Nuova Valdagno. Ancora Brun, fermato dall'anticipo ottimo di Lodi Rizzini, si sgancia Filipovic sulla sinistra, vediamo che ha spazio, eccolo servito sulla corsa Filipovic, va a puntare l'uomo, vediamo se lo salta, sì, vince un rimpallo, attenzione 2 contro 3, Filipovic ancora a sinistro, grande parata di Menin. Distanti anche con concentrazione quelli del Valdagno. Filipovic sono in 2 a centro area, la palla per Dragovic, il controllo e palla in rete e arriva il 6-0 di Dragovic che mette per l'ennesima volta la firma da subentrato, è il 9º gol per il numero 18. 6-0, davvero chiuso il set che un 6-0 prevede. Vediamo che Battocchia infatti ha già il fischietto in bocca e determina la fine di questa gara, la 26esima giornata del campionato di eccellenza, 11esima di ritorno. Doveva essere una gara scacciatabù contro le formazioni di bassa classifica, ebbene il punteggio finale recita Legnago Salus 6, Nuova Valdagno 0. Ricordiamo velocemente le reti: Pauletto all'11esimo, Trinchieri al 19esimo, 30esimo del primo tempo e quarto della ripresa. Al 10° della ripresa Pauletto, al 21esimo Dragovic. Trinchieri ha fallito anche un calcio di rigore sull'1-0, quindi poteva essere ulteriormente grande il punteggio di scarto per gli uomini di Mister Maschi. Ribadendo il finale, Legnago Salus 6, Nuova Valdagno 0, grande vittoria per gli uomini di Maschi a Sandrini. Restituiamo la linea con il grande calcio di Telerena Sport ai prossimi appuntamenti.